Il Thompson è uno dei mitra statunitensi più famosi. Fu ideato da John Thompson nel 1919, noto soprattutto durante il proibizionismo e Seconda Guerra Mondiale. Fu un'arma molto apprezzata da soldati, criminali, forze dell'ordine e civili, per la sua ergonomia, la compattezza, l'elevata frequenza di fuoco e il potente proiettile 45 ACP impiegato. L'arma tuttavia era piuttosto pesante da imbracciare, infatti pesava da scarico 4,88 kg. Inoltre non aveva una gittata elevata. Le origini di quest'arma si possono tracciare nel 1916, quando Thompson fu finanziato per trovare un fucile che potesse sostituire i Bolt Action allora in servizio, senza usare un sistema di recupero di gas, considerato allora troppo complesso. Alla fine della fase di progettazione si giunse alla conclusione che l'unica munizione adattabile per questo sistema fosse la 45 ACP. Nacque così il mitra Thompson. All'inizio fu pensata come arma spazzatrincee, come l'MP-18 tedesco, ma dato il periodo di pace e l'elevato costo di $200 dell'epoca, contando il fatto che un'auto considerata un lusso come la Ford costava 400, ne fu acquistate una quantità molto ridotta. L'arma divenne invece molto popolare durante il proibizionismo, soprattutto grazie al cinema che l'ha incoronata come arma dei gangster, e anche durante gli anni della Grande Depressione. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'arma fu denominata M1 e ha avuto alcune modifiche. Nella guerra gli statunitensi lo usarono nei reparti dei paracadutisti e degli esploratori, dal momento che tali combattenti si trovavano a dover fronteggiare nemici sulle brevi distanze, dove il potere d'arresto del Thompson non aveva rivali, mentre nella giungla fu preferito utilizzare il bar. Infine, passiamo alla scheda tecnica. Adotta munizioni 45 ACP, ovvero calibro 11,5 mm, pesa da scarico 4,88 kg, ha un raggio di fuoco che varia da 600 a 1500 colpi a minuto, in base al modello, ha una gittata di 50 o 100 metri e una lunghezza di 852 mm. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Da Antonov Bene è tutto, passo e chiudo.